Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Oltre 40.000 aspiranti insegnanti per 1 migliaio di posti disponibili, ma in Sicilia è boom di rinunce perché per molti la sede delle prove è troppo distante da raggiungere. Oggi esame scritto per la scuola primaria e dell'infanzia. Comitato per l'ordine e la sicurezza a Castiglione di Sicilia, comune sciolto per mafia. Il prefetto di Catania dice lo Stato c'è e non chiude la caserma dei carabinieri di Passo Pisciano. Corse dei cavalli clandestini controllate dalla mafia con scommesse da centinaia di migliaia di euro. L'ultimo caso vicino a Palagonia, denunciato da un influencer. Il caso finisce in Parlamento. In Sicilia 7 comuni plastic free, riconoscimento nazionale per la costante azione virtuosa nello smaltimento dei rifiuti. Alla moschea di Catania, gesti di solidarietà e fratellanza all'inizio del Ramadan tra musulmani e cristiani. I popoli delle due religioni vogliono la pace. Calcio, il Palermo sorride, in Serie B rosanero quinti in classifica dopo la vittoria a Lecco, in Serie C il Catania non riesce ad andare oltre lo 0-0 al Massimino contro il Potenza. Buon pari invece per il Messina in trasferta sul campo della vicecapolista Benevento. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con la scuola, la carica dei 40.000 per 1.000 posti da insegnanti in Sicilia. Pioggia di rinunce a causa del cambio delle sedi dei docenti dell'infanzia e della primaria. Il servizio Manlio Viola. 40.000 candidati per soltanto 1.000 posti. Sono i numeri del concorso della scuola in Sicilia. Un concorso che si svolge suddiviso per classi di insegnamento attraverso prove scritte sparse per il territorio della regione. Oggi si è svolta la prima di queste prove che si terranno per circa 2 settimane. L'isola come sempre fa la parte della Cenerentola con soli 1.000 posti appunto a concorso, mentre nel resto d'Italia i posti sono ben 40.000. A denunciare questa sperequazione è la FLC CGIL Sicilia. I siciliani hanno scelto di concorrere solo per i posti nell'isola perché la legge impone in caso contrario di restare almeno 3 anni nel luogo di prima assegnazione. Le prove concorsuali dureranno 10 giorni. Oggi e domani tocca alle scuole dell'infanzia, poi si continuerà con le altre classi di concorso. La prova scritta è una selezione a tempo, i candidati hanno a disposizione 100 minuti e per essere ammessi all'orale devono totalizzare almeno 70 punti su 100. L'esito della prova lo si conosce subito anche perché l'orale si svolgerà la settimana prossima per gli ammessi. Ma intanto piovono le rinunce, sarebbe già quasi un quarto del totale. In un solo concorso sarebbero state 1.000 le rinunce su 3.800 convocati. Ciò perché i 40.000 candidati sono stati sballottati da un lato all'altro dell'isola con enormi difficoltà logistiche. Un modo subdolo per effettuare una prima scrematura che per i partecipanti al concorso è però una vera e propria violazione delle norme di trasparenza e parità. Basti pensare a una donna incinta che non può certo sobbarcarsi 300 o 400 km di pullman andata e ritorno per una prova di 100 minuti. A Castiglione di Sicilia, comune sciolto per mafia, il prefetto di Catania ha convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza, il vertice dopo un inquietante raid incendiario. Il servizio. Lo Stato c'è, lo Stato sta lavorando bene attraverso la Commissione. Non usa giri di parole il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che a Castiglione, comune sciolto per mafia nel maggio scorso, ha presieduto una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocata anche alla luce degli ultimi episodi criminosi che hanno visto coinvolto un imprenditore del settore turistico ed ex consigliere comunale. Il post e le fotografie che vedete sono di Alfio Conti, a cui ignoti, che lui stesso definisce codardi, hanno bruciato pochi giorni fa 2 auto, la sua e quella della moglie, parcheggiate nella stessa via ma distanti una dall'altra, segno evidente che gli incendiari avevano obiettivi ben precisi. Sulla vicenda indagano i carabinieri e non si esclude che i fantasmi, come li ha definiti Conti sui social, vengano presto assicurati alla giustizia. Castiglione e Randazzo, comuni vicini e con lo stesso destino, quello di subire le ingerenze della criminalità organizzata che si infiltra nel tessuto sociale ed amministrativo. Ma le risposte ci sono ed avvengono con fatti concreti, come ribadisce il prefetto che ai nostri microfoni annuncia che la caserma di Passo Pisciaro rimarrà aperta e quindi non sarà chiusa. Un segnale forte per mantenere un presidio sul territorio che a Castiglione potrà contare ancora su 2 caserme in centro e nella frazione Passo Pisciaro.
Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno l'8 e il 9 di giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. L'ha deciso la Giunta regionale in una seduta di oggi pomeriggio. In tutto sono 37 i comuni che rinnoveranno i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale e 5 attualmente amministrati da un commissario straordinario. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il sistema maggioritario, 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le comunali sono in tutto 484.218. Adesso parliamo di corse clandestine dei cavalli, un fenomeno criminale che dilaga nelle città siciliane, soprattutto nella provincia di Catania. Il video denuncia di un influencer animalista finisce in Parlamento, ma il fenomeno non si arresta e la polizia scova altre stalle abusive. Il servizio. Un fenomeno criminale da decenni presente sulle strade siciliane, soprattutto catanesi e palermitane, e che nonostante le azioni di polizia e carabinieri non solo non si riesce ad arginare, ma guardando i video caricati sui social è sempre più in voga. Sono le corse clandestine di cavalli, dietro le quali si nasconde un giro di scommesse e di denaro che alimenta le tasche delle famiglie mafiose. L'ultimo caso eclatante poche settimane fa, quando l'influencer animalista Enrico Rizzi ha denunciato e pubblicato un video girato nel catanese che mostrava una corsa clandestina di cavalli con l'utilizzo di pistole. Un caso finito anche in Parlamento, sul quale è intervenuto il deputato dei Verdi Emilio Borrelli. Noi ci troviamo davanti a una situazione incredibile. In Sicilia, a Catania, continuano ad avvenire corse clandestine, o meglio, corse alla luce del sole che noi definiamo oggi clandestine, ma che di certo oramai non sono clandestine, al punto tale che fanno i video e le dirette. Oggi il quotidiano La Sicilia mostra il luogo dove è avvenuta la gara illegale. Siamo nella zona di Contrada Campanito, nel territorio di Palagonia, a oltre 40 km dal centro storico di Catania, in passato già teatro di altre corse clandestine. Il quotidiano mostra anche i segni sulla strada della linea di arrivo ancora impressa sull'asfalto. Intanto, pochi giorni fa nel quartiere catanese di San Cristoforo, la polizia ha scoperto e sequestrato altri 3 cavalli nel cortile di un'abitazione in un garage. I proprietari, un 73enne e un 51enne, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati. Sempre a San Cristoforo, a fine febbraio, erano state scoperte 5 stalle abusive, all'interno delle quali c'erano dei carretti utilizzati per le corse clandestine e farmaci dopanti utilizzati sui cavalli. È morto Vincenzo Morici, l'ex primario di Taormina, protagonista di una drammatica vicenda familiare. Il mistero risolto è l'omicidio della moglie, la professoressa universitaria Antonella Falciglia. La vicenda risale al 4 dicembre del 1993. Il caso, inizialmente archiviato, fu riaperto 13 anni dopo, appunto dopo la scoperta di alcuni indizi emersi durante una trasmissione televisiva. Si arrivò così all'arresto di Morici, che successivamente, andato in giudizio, fu assolto sia in primo sia in secondo grado. La Sicilia ha 7 comuni plastic free, attenti alla salvaguardia dell'ambiente. Siamo stati ad Avola, nel Siracusano, in una delle amministrazioni che ha ricevuto il riconoscimento. Francesco Aloi. La tartaruga è in bella mostra sulla scrivania della sindaca. Avola è uno dei comuni plastic free. Sono delle politiche di sensibilizzazione, di prevenzione, ma anche di contrasto. Abbiamo un sistema di videosorveglianza, abbiamo tanti punti informativi che consentono così di mirare gli occhi su quella che è un'importante tematica, che è quella appunto ambientale. Abbiamo fatto un giro tra le vie della cittadina del Siracusano. Le strade sono pulite, rifiuti non ce ne sono. Che la plastica venga ritirata in maniera differenziata e che per le strade in tutto il paese si trovi meno plastica, questo è un dato di fatto. L'importanza del riciclo qui la si trasmette anche ai più giovani a scuola. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini del domani. Far sì che il rispetto per l'ambiente, tutte le buone norme praticamente sia in termini ambientali che quindi anche di ecosostenibilità siano un comportamento sempre attivo dalla parte dei cittadini. Ridurre
ridurre il consumo di plastica, però non è facile. Col fatto che abbiamo tolto i bicchieri di plastica usiamo molta carta, però le bottigliette sempre in plastica sono. Ma i comuni plastic free in Sicilia sono 7, tra questi anche Belpasso, Modica e Favara. Un premio che, come ci confermano, è uno stimolo a fare di più. E il nostro impegno sarà quello di raggiungere presto l'anno prossimo le 2 tartarughe, quindi vedrete ancora nuovi miglioramenti della città. Bene, complimenti a tutte e 7 i comuni virtuosi plastic free. Adesso cambiamo argomento, Avrò cura di te è l'iniziativa di solidarietà che si è tenuta questa mattina all'ospedale di Agrigento, una giornata di benessere per le pazienti ricoverate nel reparto di oncologia. Davide Sarto. Ad Agrigento, in ospedale al San Giovanni di Dio, le volontarie estetiste e parrucchiere hanno avuto cura delle pazienti ricoverate nel reparto di oncologia. È stata infatti l'iniziativa di solidarietà intitolata Avrò cura di te, promossa dall'azienda sanitaria provinciale e dall'associazione di volontariato Solide Ali, che ha reso a disposizione le proprie volontarie per offrire alle donne in lotta contro la malattia una giornata di benessere e di piacevole distrazione. Oltre al make-up estetico del viso con suggerimenti per migliorare l'aspetto fisico e le condizioni della pelle a rimedio degli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali, i volontari si sono adoperati anche nel pedicure e manicure e nel sistemare le parrucche. Le persone all'interno dell'ospedale che stanno veramente vicino alle persone che vivono la problematica cancro, chiamiamolo col suo nome. E quindi anche adesso questo momento che stiamo vivendo qua è un momento che ti dà serenità e ti aiuta a affrontare meglio tutto quello che può venire anche dopo. Entrare in questo ospedale oggi non in funzione di quello che siamo state, ma bensì con la consapevolezza piena che dal tumore si può guarire. Ogni anno riconfermiamo l'appuntamento in ospedale qui in Oncologia ad Agrigento, dove ci prendiamo cura dei pazienti, una giornata di spensieratezza in modo tale di fare sentire belle queste donne, perché lo sono. La giornata è stata allietata dagli intrattenimenti musicali a cura dell'associazione Malati in Cura Oncologica Amico Luz. Foulard e turbanti sono stati donati alle pazienti dal Rotary Club di Bivona. La moschea di Catania gestì solidarietà e fratellanza all'inizio del Ramadan tra musulmani e cristiani. I popoli delle due religioni pensano a Gaza e vogliono la pace. È andata per noi Adelaide Barbagallo. Il furgoncino della Caritas di Catania sforna legumi, pelati, cibo a lunga conservazione, chili e chili di prodotti donati alla moschea di Piazza Cutelli. Gesti di solidarietà e fratellanza tra Islam e cristianità all'inizio del Ramadan. Nella mensa il grande pentolone è già sul fuoco. Questa sera il menù prevede una zuppa araba di lenticchie, fave e ceci. Il secondo è fare pollo e batati. L'imam regala il Corano a Don Nuccio. Una sura sembra sancire il momento. Allah, Dio, ama chi opera il bene. Questo senza dubbio è un legame fortissimo tra le nostre religioni. E questo che cos'è? È una sura? Sì, un versetto di una sura, la famiglia di Al-Imran, che è la famiglia di Maria. La figura di Maria crea un legame fortissimo tra mondo arabo e cristiano. Abbiamo un intero capitolo intitolato Maria. Il Ramadan è il mese della misericordia e mai come in questo momento il pensiero corre a Gaza. L'unica via, l'unico modo per risolvere questi conflitti è quello di trovare una soluzione. La Marcia della Pace, insieme a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, testimonia questo impegno di tutte le religioni, tutte le fedi per la pace. Senegalesi, mauriziani, bengalesi, l'Istat annovera a Catania 10.000 musulmani, ma sono molti di più. E c'è un dato singolare, la moschea assiste 500 famiglie, di queste oltre il 90% sono catanesi. E adesso vi raccontiamo la storia di Andrea, che è nato a Rometta, nel Messinese, e nonostante una seria menomazione alle gambe, qualche anno fa ha scoperto il tennis e si è subito innamorato di questo sport. Un colpo di fulmine, si allena 4 volte a settimana e supera ogni difficoltà pur di giocare. Lo abbiamo intervistato assieme al suo maestro a Palermo con Marco Gullà.
Mi chiamo Andrea, ho 11 anni, sono di provincia di Messina, sono di Rometta e gioco a tennis. Andrea ama il tennis, ha iniziato a giocare un anno fa e gradualmente sta diventando sempre più bravo. Una passione nata per caso, un colpo di fulmine. Andrea è affetto da una grave malformazione alle gambe, ma in campo è libero e non pensa ad altro che divertirsi. Per te cos'è il tennis? Per me il tennis è uno svago, è un momento di libertà per me, è un momento in cui posso sfogarmi allenandomi in campo con i miei amici e divertendomi. Il ragazzino messinese vuole bruciare le tappe. Andrea è un ragazzo a cui piace soprattutto lavorare, piace soprattutto allenarsi e quindi questa è una grande dote che ha e che gli permette appunto di avere miglioramenti continui. Io sotto questo punto di vista mi posso reputare fortunato perché non è da tutti avere un atleta che ha la voglia che ha Andrea, ecco, di partecipare. Sicuramente il divertimento, la passione che è sbocciata in lui è una grande fonte di ispirazione per lui, di motivazione. Andrea in campo si diverte e qui siamo al TC2 di Palermo mentre si allena sotto lo sguardo attento dei suoi genitori. È sempre stato talentuoso in generale per gli sport. Abbiamo visto che ha un'inclinazione particolare per il tennis in primo luogo perché gli piace proprio come sport, lo vediamo che insomma è predisposto e soprattutto è una cosa che adora fare. E il sogno non può che essere questo. Spero di diventare un giorno il numero 1 al mondo e di vincere un grande slam per arrivare a dei livelli agonistici elevati. E allora in bocca al lupo per il tuo cammino. In bocca al lupo e forza a questo ragazzino molto determinato. Adesso a Messina una palestra ha offerto gratuitamente un corso di difesa personale a una quarantina di donne, l'hanno chiamato Cintura Rosa, si è lavorato sulle tecniche ma anche sull'aspetto mentale. Francesco Triolo. Un corso totalmente gratuito rivolto alle donne per imparare a difendersi, ad affrontare situazioni pericolose, ad acquisire consapevolezza delle proprie possibilità. È quello organizzato da una palestra messinese che ha voluto fornire ad una quarantina di donne la possibilità di imparare le tecniche di difesa personale, lavorando sulla parte sportiva, ma anche su quella psicologica. Ovviamente è quella della consapevolezza che si acquisisce potendo avere un percorso. Si lavora molto quindi sulla parte mentale per un corso aperto a tutte le età. L'impegno e il coraggio che hanno mostrato le donne fa capire come sia soprattutto una questione di consapevolezza, quella di non sentirsi meno deboli. Sicuramente un po' più di fiducia in se stessi, soprattutto se durante un'aggressione o se magari mi trovo in un vicolo cieco o magari non so, c'è qualcuno che mi segue, un po' più di sicurezza in me stessa, sicuramente saprei cosa fare in queste circostanze. Ti permette pure di mentalmente più che altro, non tanto nella tecnica, ma mentalmente di poter affrontare la situazione che ti si presenta davanti. Quella è la cosa secondo me fondamentale, affrontarla mentalmente e poi giustamente con le varie tecniche riuscire ad andare insomma a sconzare il pericolo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, cominciamo con il Palermo, quindi cominciamo dalla Serie B, il Palermo che torna alla vittoria, rosanero che sconfiggono il Lecco con un gol di Nedelciaru e scavalcano il Catanzaro al quinto posto. Ci racconta tutto Marco Gulla. Ha deciso il match questo colpo di testa, l'ennesimo vincente della stagione del Palermo. Un gol segnato al minuto 36 del primo tempo da Nedelciaru che sfrutta i suoi 190 centimetri per sovrastare Capradossi e indirizzare in porta la palla, che vale 3 punti per il Palermo. Una partita sporca, il campo pesante ha penalizzato soprattutto i rosanero che non hanno disputato una gran partita, ma hanno vinto e occorreva questo. Siciliani, adesso quinti, hanno una flebile speranza di poter ancora
sognare la promozione diretta, anche se il secondo posto dista 7 punti, ma mancano 9 partite con in palio 27 punti. Il Palermo ha rischiato una sola volta su questo colpo di testa d'inglese intuito da Pigliacelli. Nella ripresa la formazione di Corini ha mantenuto la porta inviolata con attenzione e dedizione, poteva chiuderla con un calcio di rigore prima assegnato e poi cancellato al VAR, ma nei minuti finali non ha rischiato più nulla. Era fondamentale oggi vincere, l'abbiamo fatto su un campo particolare dove non è facile giocare, ma con lo spirito giusto, combattivo, con tanta energia. Abbiamo vinto contrasti, siamo stati dentro la partita come doveva essere e dunque sono felice per questa vittoria che era il punto focale fondamentale per ripartire. Palermo che non può fermarsi, venerdì al Barbera arriva il Venezia in un vero big match. Lagunari terzi e con 5 punti di vantaggio sui rosanero, un'occasione per accorciare. Adesso parliamo del Catania che non è andato oltre il pari al Massimino contro il Potenza, tante le occasioni sprecate, insomma il nuovo tecnico Zeoli sperava certamente in un altro avvio di questa sua nuova avventura, ma ci sarà tempo per rifarsi perché venerdì si giocherà sempre al Massimino, stavolta contro il Cerignola. Marco Carli. In una stagione storta un punto in casa può essere anche un punto conquistato. Questa è la filosofia di Zeoli, almeno al momento, che giustamente si aspettava un altro risultato, ma che non disprezza il pari a reti bianche col Potenza, sapendo che la partita, soprattutto nel secondo tempo, poteva offrire qualsiasi risultato. Quando non vinci in casa c'è molta delusione. Spero che gli faccia capire cosa significa la continuità di risultati e poi essere liberi di testa, ma in questo momento comunque ci prendiamo questo punto. Lo so che nelle parole che dico qualcuno può essere deluso o ricevere critiche, però in questo momento cerco di prendere qualsiasi cosa positiva e trasmetterla ai ragazzi. Una partita particolare in cui l'allenatore etneo non vede né gli spunti né lo spirito adatto nel primo tempo. Una partita che cambia nella ripresa perché Chirico e Rapisarda qualcosa di nuovo lo mettono e soprattutto perché il Catania ci prova anche se annaspa costantemente nei suoi limiti e nelle sue paure. Gli errori, in certi casi orrori in fase realizzativa, ne sono una dimostrazione. E per fortuna che dall'altra parte il Potenza trova un buon Furlan e anche la traversa. Il pareggio alla fine ci sta pure per quel che si è visto in campo, ma la constatazione non cambia l'umore dei tifosi a fine partita. Vogliono di più dopo 6 mesi amari. Intanto Zeoli, come i suoi predecessori, deve continuare a fare i conti con le assenze. Qualcuno ritorna e qualcun altro si fa male. Nel primo tempo cambi forzati per Cianci e Cicerelli. Adesso facciamo, ripeto, la conta e ci penso io a tirarli su, perché capisco che in questo momento chiederlo ad altre persone non mi sembra giusto, e né alla tifoseria che in questo momento sta vivendo un po' di amarezza. Pareggia anche il Messina 1-1 sul campo di Benevento, ma il pareggio ha certamente un altro sapore perché i giallorossi peloritani giocavano in casa della vice capolista del torneo, il Servizio di Sergio Colosi. Mai dare per vinto il Messina, sotto di un gol accompagnato dalla sfortuna per la traversa colpita da Zunno e ancora una volta penalizzato dall'arbitro, conquista Benevento un più che meritato pareggio con un destro di Frisen all'incrocio dei pali all'alba del recupero. Un punto che vale oro per prestazione e qualità dell'avversario. Il Benevento dell'ex Gaetano Auteri rallenta la corsa alla vetta, mentre il Messina mette un altro mattone alla sua salvezza e guarda oltre nel finale di stagione. Modica torna al 4-3-3 per le assenze degli squalificati e Mausso in manetta, ampio turnover con 6 cambi. Primo tempo noioso al minuto 31, i campani sbloccano la gara sul tentativo di Nardi con Lanini marcatore inconsapevole ma non occasionale dopo la doppietta al Potenza. Almeno un rigore non concesso entra ormai di diritto nella cronaca delle partite del Messina. Questa volta tocca a Di Francesco di Ostia Lido non punire un evidente tocco di braccio distante dal corpo di Terranova sul cross di Zunno. Lo stesso esterno di proprietà della Cremonese, migliore in campo, colpisce la traversa nella ripresa. Il Messina colleziona episodi negativi, ma non si arrende fino al pareggio di Frisen che realizza il suo terzo gol stagionale in Serie C. E questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.